Domenica mattina un po' così così, un po' mogia. Ah, è iniziato a piovere di nuovo. Stavo facendo giocare i gatti con quel giochino di Zooplus che è antico perché ha secoli dei secoli. Sì, questo qua. Le piumette attaccate al filo e al bastoncino. E Pippo adora questo qua. Lo adora proprio. Chiede di giocare con questo. Pippo, guarda. Cippi. È Cippi. Oh, Cippi. Eh sì, è Cippi. E invece bisogna stare attenti con Pepe, perché Pepe mangia il filo. Adesso ho due che mi pregano. Cos'è questo? Le piume. Sì. Che attenzione, Pippo, che attenzione. Cippi. Cippi vola via, Cippi. Cippi vola via, L'ultimo video che per me è uscito l'altro ieri, venerdì, ha avuto più di 3000 visualizzazioni. Era un semplice vlog, adesso io non mi ricordo neanche quale fosse, ma cioè, così di punto in bianco, la sera guardo le visualizzazioni, era più di 1000. Ho detto, porca miseria, più di 1000, a me non è mai successo in 7 ore. Ho detto, boh, è strano. Ieri, no, stamattina ho guardato, già ieri pomeriggio era più di 3000. Io sono rimasta scioccata perché in tutti questi anni che sono su YouTube non mi è mai successa una cosa del genere. Ho avuto un boom di visualizzazioni perché probabilmente YouTube ha deciso di farlo girare tra i vari utenti, insomma, di YouTube. E quindi è andato. Boh. Cioè, 11 anni che sono qui, io non ho ancora capito queste cose, comunque come funzionino. E comunque dai. Adesso sono curiosa di vedere il video di lunedì come andrà. Occhio che tornerò alle mie 500 visualizzazioni e basta. Non so come funziona, io mi arrendo. Io mi arrendo e faccio il letto, che è meglio. Nuovo posto per dormire per Arthur. Ci sono le cucce, lei dorme sopra, in mezzo. Dimmi, e ti amore, ma questo non è il posto giusto. Ciao Pidi. Sì, Pidi. Sono io. Oh mamma, quanto sei stordita ogni tanto. Eh sì, ogni tanto sei un po' stordita. Ma hai rotto tutto, guarda lì. Arthur, hai rotto tutto. Ma le cucce sono pulite, Di qua. No, Ah, Pisi, è matta Arthur. Questo Arthur. E chi c'è qua? Oh, c'è tuo fratello anche. Ciao, Wally. Io vado a casa che è tardi, signorini. Fate i bravi. Ahimè, piove. Che tristezza. Sta pioggia. Pippo, cosa fai sul pavimento bagnato? No, si sta asciugando, ecco. Sì, qua dalla cucina è ancora bagnato, penso, però. Come sono arrivata a casa ho detto aspetta che pulisco subito, perché stavo usando l'altro aspirapolvere, ma si è scaricato. Ero convinta ci fosse ancora abbastanza carica, invece no. E quindi ho detto, beh, l'alternativa ce l'ho, così lavo anche. E quindi ho dato una lavata veloce, una passata, e tira su tutto, è una bomba sto affare. Mi piace proprio tanto, perché lava. Ci è voluto un po' perché il pavimento diventasse così pulito, ma vi posso assicurare che adesso è pulito. Tranne le fughe, per chi ha le fughe un aggeggio del genere non va proprio bene, perché rimangono sporche, vedete qua, ma anche lì. Quella è carta, semplicemente. Devo andare a grattare le fughe. Comunque per il resto... c'è un raggio di sole. Questo è il tempo di oggi. Ha piovigginato, diciamo, tutta la mattina a Cortina. Qui non lo so, qui no, non credo perché è tutto asciutto. Comunque, gli uccellini che cantano. Io adesso voglio registrarvi un video. Oggi che sto registrando è il 1° maggio e dopo lavoro mi sono fermata a ritirare una box Too Good To Go. Ho detto non spendo più soldi per questo mese, che ho anche la dichiarazione dei redditi.
andiamo a spendere soldi. Quindi ho preso questa box, l'ho prenotata, e sempre al solito posto, Fiori Gastronomia San Vito di Cadore, e quindi voglio registrarvi quel videuzzo che non so quando vedrete, forse prima di questo vlog, non lo so. Preparo la macchina fotografica e mi metto di fuori a registrare, visto che non si sta male. Un video registrato, ho dato un'altra pulita questa mattina. Esco in bussola all'entrata di casa per aprire a bue grasso e c'era puzza di pipì di gatto, quindi niente, stamattina avevo dato una pulita molto veloce, adesso ho ridato una pulita, ma c'è ancora odore, deve essere andato sotto la porta e lì non posso pulire. Vabbè, comunque ho dato un'altra pulita e è buona. La box ottima, approvata. Mi sto allenando e c'è Bue grasso. Bue! Ciao! Di bello! Oh, è arrivata anche Pepe. Chi è Pepe? Dai, e Franzi mette via legna. Bue! Ciao bello! Stai lì! Non ti fidi ad avvicinarti, eh? Bravo, controlla tutto tu. Ormai è casa tua questa. Basta perdersi in chiacchiere, devo continuare l'allenamento, se no mi manca ancora un po', Ce la posso fare. Anzi, mi bevo un sorso d'acqua e poi continuo. Ho fatto 20 minuti di camminata molto veloce, non corsa, camminata molto veloce. Adesso sto alternando 2 minuti di corsa, 2 minuti di riposo, che è camminata, non è riposo vero. Poi 2 corsa, 2 riposo, 2 corsa, 2 riposo, mi pare per 6 volte sta cosa, insomma, vabbè. Detto ciò, continuo, mi mangio, no, mi bevo un sorso di acqua e continuo con l'allenamento. Che c'è Pepe? Pepe, non c'è nessuno. Pepe, non c'è nessuno. Mi sono girata, era in piedi come una marmotta, su 2 zampe. Come le marmotte, uguale. Pepe, non c'è nessuno. No, non è normale. Ho seguito il suggerimento, il commento di una persona, Silvia, e ho messo il tapirulano rivolto verso la finestra. In realtà non è che mi piaccia molto, mi piace di più nell'altro senso. Non so perché. Però ho provato a metterlo rivolto verso la finestra. Giusto per cambiare, però non mi piace tanto da questa parte, non so perché così posso guardare fuori, ha ben ragione lei. Però non mi ispira molto. Comunque non so quanto faranno questi allenamenti, ma almeno smuovo un po' il corpo. Non so se dimagrirò sinceramente, perché dovrei mangiare un po' meglio, perché non sto mangiando più proprio benissimo. Però alla fine comunque un minimo faranno di sicuro questi allenamenti, Sì, non faranno miracoli. Adesso non è da tanto che mi alleno così costantemente, meno di un mese. Comunque ho visto un cambiamento nelle gambe, niente di stravolgente perché assolutamente è un cambiamento molto minimo che vedo solo io, perché praticamente no, mi sembra di essere un po' più asciutta, anche il culo, parliamoci chiaro, mi sembra un attimino più, no, anche un po' più sodo se vogliamo. Alla fine questi esercizi e questa corsa faranno qualcosa, no? Dai, vado a continuare, anche se non ho voglia, ma devo riprendere. Sono a, vediamo, dovrei essere a 4 km, 28 minuti e 27, 4 km 0,5, quindi non è tantissimo, però vado, continuo e mi voglio comprare anche i pesi per fare un po' per le braccia, più che altro, perché ho bisogno anche per le braccia, che ho la ciccia molla. Ho la ciccia molla qua sotto e quindi volevo fare anche un po' di pesi per le braccia, ma cose molto leggere perché ho dolori alle spalle, soprattutto questa. Non so se vi ricordate quando facevo le pulizie, eccetera, che mi si era infiammata tutta la cuffia dei rotatori, eccetera, e mi è rimasto il dolore alla fine. Mi è rimasta la poca mobilità perché non riesco a fare più di tanti movimenti. Però riesco a usarla la spalla, cioè, no, ero quasi ferma con la spalla, adesso riesco a usarla, però mi fa sempre male, anche quando sono a letto mi fa male, come le anche, stessa cosa. La disperazione, 33 anni, me ne sento di fisico 60, minimo 60,
continuo, ciao. Che poi da qui vedo Bue Grasso. È per quello che me ne sono accorta, perché ero qua, guardate fuori dalla finestra e l'ho visto, allora sono andata a salutarlo.